Ciao bimbi e benvenuti a Tonara nel laboratorio di produzione dei campanacci. Qua realizziamo tutti i campanacci che servono per i pastori per suonare nelle loro campagne, ma anche per i mammuttones. La nostra lavorazione inizia dalle lamiere di ferro grezzo e poi piano piano, passaggio dopo passaggio, vengono trasformati nei campanacci. Questa è la prima fase. Questo non è il campanaccio che siete abituati a vedere nel dorso di mammuttones, perché all'inizio è così, poi quando lo mettiamo qua dentro, questi si chiamano crogioli, sono dei contenitori fatti di grafite, lo stesso materiale che trovate all'interno delle vostre mappe di scuola. Una volta che li mettiamo qui, avviene una magia, nel senso che i campanacci magicamente si colorano d'ottone. Si colorano di color d'oro, lo stesso colore che conoscete da sempre sulla schiena dei mammuttones. Un po' di polverina magica. Adesso dobbiamo chiudere il crogiolo, perché qua all'interno deve esserci la situazione giusta per crearsi la magia, quindi deve essere completamente chiuso. Per far sì che questo accada dobbiamo utilizzare l'argilla. L'argilla andiamo in campagna a prenderla, la lavoriamo, in modo che poi sia facile, come fosse della plastilina. Mettiamo un pezzettino di ferro e poi la stendiamo in modo che sia completamente chiuso. Questo buco serve a noi per poter vedere quando la magia è avvenuta, perché l'unica cosa che vediamo nel fuoco fuoriesce da questo buco ed è il colore tipico dei campanacci che stanno diventando dorati. Adesso prendiamo il crogiolo che abbiamo chiuso prima, lo solleviamo e lo posizioniamo nel fuoco. Dovrà stare qua dentro per circa un'ora. Lo ricopriamo col carbone caldo. Sì, quindi la fiammella è pronta e adesso lo togliamo il crogiolo, perché non può restare più a lungo nel fuoco, se no svanisce anche la magia. Sembra un cratere, vero? Il cratere di un vulcano. Adesso lo giriamo.
avvolgiamo. Ok, adesso mio fratellone inizia a farlo rotolare, avanti e indietro. Vedete il colore? Quello vuol dire che i campanacci si stanno dorando, sono quasi completamente dorati. Proviamo a vedere come sono usciti.